Buongiorno, buon giovedì, è il momento della rassegna stampa dai quotidiani nazionali prima, poi vedremo anche i quotidiani regionali. Come sempre i fatti di carattere internazionale in questi giorni in primo piano, fatti internazionali che coinvolgono anche il nostro paese. Allora cominciamo con il Corriere della Sera, vedete il titolo di apertura, tensione sulle basi NATO. Cosa vuole dire questa apertura? Rutte, dall'Italia partiti 500 jet USA, il governo dice falso, la Meloni al vertice a 5, Crosetto solo voli logistici, rispettati i trattati, Iran nuovo scontro sulle ispezioni che riguardano i siti nucleari. Dunque diciamo che c'è tanto in questo titolo di apertura per quanto riguarda le vicende internazionali. Poi ci sono anche altri fatti che andiamo a leggere, il grande caldo, AFA 5 vittime, il lavoro, i divieti nelle ore più calde, le prime misure nelle regioni, sappiamo anche la regione siciliana ha già provveduto, e poi la fotonotizia la vedete in taglio basso sul Corriere di questa mattina. Colpiti a fucilate, il ragazzo aveva scritto mi preferisce morto, e leggiamo ancora di più, uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta gay, e leggiamo ancora per mio padre meglio morto che gay, così scriveva in un post Mirko Moriconi, ragazzo che aveva 24 anni, è stato ucciso a fucilate insieme alla madre a Katie di 52 anni a Camaiore, autore del gesto è Pietro Moriconi, mi sono liberato di loro. Queste le parole dette dall'uomo all'arrivo delle forze dell'ordine. Vediamo adesso invece e leggiamo la prima pagina della Stampa di Torino. Anche qui l'apertura è pressoché identica rispetto a quello che abbiamo letto sul Corriere della Sera. È la vicenda degli aerei statunitensi, bufera Italia-NATO, il segretario dell'Alleanza, 500 voli dal vostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa. Le parole sul sostegno alle missioni americane nel Golfo innescano uno scontro, l'opposizione Meloni venga in aula a spiegare. Questo è quello che sta accadendo. E poi ancora, vedete, la politica con Alemanno libero, cena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiama. Il caso, la Schlein, la sinistra e i suoi pregiudizi, l'approfondimento di Flavia Perina, vediamo di cosa si tratta. Il momento della verità per l'area progressista si avvicina con un inedito elemento di politica, di polemica e di riflessione. Gli ha dato corpo Eli Schlein con una frase affilata sull'ostracismo che subisce ormai da mesi. Sconto anche il fatto, dice, di essere donna, di stare con un'altra donna e di avere 40 anni. Queste le parole della Schlein. Poi fotonotizia, stavolta però il tema è diverso. Qui sulla Stampa, noi a Gaza oltre le macerie, Teheran vuole la striscia nel patto con gli Stati Uniti, in salita i negoziati sul Libano. E adesso, altra prima pagina che andiamo a leggere questa mattina, siamo sul Fatto Quotidiano, vediamo subito, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, questo è il titolo messo in primo piano, Meloni sbugiardata, rotte della NATO, 500 voli statunitensi dalle basi in Italia. Il Fatto, si legge ancora, vedete qui, lo aveva scritto, ma il governo negava tutto e aggirava il Parlamento. Ora dice solo 200 aerei per la logistica, Meloni chiama il segretario, correggiti. Questo è quello che racconta il Fatto Quotidiano. Adesso cerchiamo di leggere invece dalle pagine interne e cominciamo dal Corriere e proprio con questa notizia, con le parole del segretario della NATO Rutte, dall'Italia 500 voli statunitensi, ma il governo smentisce. Allora il segretario della NATO sull'operazione in Iran, la difesa solo attività tecniche e logistiche, e insorge l'opposizione. Leggiamo ancora in particolare le accuse, il PD, la Premier faccia chiarezza, Conte, il governo ha sempre detto sì a Trump, e leggiamo ancora
diciamo nel caso specifico le regole e la carta, quello che diciamo sono gli accordi. Le basi militari NATO sono sotto la sovranità italiana, l'uso operativo delle basi richiede perciò il consenso italiano. L'articolo 11 della carta stabilisce che l'Italia ripudia la guerra, l'uso della forza è legato solo a contesti difensivi o autorizzati. E poi ancora l'ultima guerra è la polemica con lo scoppio della guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran. La polemica sull'utilizzo delle basi NATO è tornata al centro della ribalta politica. Le opposizioni hanno chiesto spesso conto al governo di quanto accaduto nelle basi. Le tensioni con gli alleati, anche con gli alleati, non sono mancate tensioni. A marzo gli Stati Uniti hanno chiesto l'uso della base di Sigonella per aerei coinvolti nel conflitto. L'Italia aveva l'autorizzazione, non c'era l'ok del parlamentare, non era previsto tra quelle operazioni. E poi sono diverse parole e diverse reazioni. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha detto che 500 aerei degli Stati Uniti sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Le dichiarazioni hanno scatenato una bagarre di polemiche. Questa dunque la notizia riportata dal Corriere della Sera. E siamo sempre dentro al Corriere della Sera. Le lodi di Rutte non frenano Trump, nuovi attacchi ai paesi alleati, quindi insomma c'è una situazione un po' complicata. Il presidente: mi hanno deluso, poi i complimenti a Erdogan, e su Zelensky sta andando bene. Questo è Trump che dunque continua ad alimentare polemiche sulle vicende che riguardano questo conflitto. Adesso invece voltiamo pagina, restiamo sempre sul Corriere, ma parliamo dell'ondata di caldo piuttosto diciamo forte che sta investendo l'Europa e l'Italia anche. Ondata di caldo, 5 morti e blackout, disagi nelle scuole per la maturità. Gli studenti sono impegnati in questi giorni a sostenere le prove diciamo dell'orale. Il picco previsto nel weekend: in Spagna 108 vittime, in Francia gli annegati salgono a 42, uffizi, condizionatori fuori uso, stop alla vendita dei biglietti, esame, allarme sia dei professori che anche delle famiglie. Vediamo allora questi numeri: 41, ecco, sono i gradi che sono stati registrati, che si registrano per l'appunto, sono registrati in questi giorni. La temperatura attesa durante il picco dell'ondata di caldo previsto tra domenica e lunedì, ma in modo particolare Toscana ed Emilia saranno diciamo le regioni più colpite. 1,1 miliardi di euro è la stima dei danni che l'ondata di caldo del 2026 rischia di provocare all'agricoltura, secondo la CIA Agricoltori Italiani. Insomma, non è facile andare avanti, non sarà facile andare avanti in questo fine settimana, ma intanto vedete ci sono altre preoccupazioni. Milano, un pomeriggio al Policlinico, sempre sul Corriere, al pronto soccorso tra malori e anziani soli: dottore, la prego, mi visiti di nuovo. Questa è la situazione, insomma, la situazione di grande emergenza. Siamo sempre sul Corriere. Poi invece la cronaca che abbiamo già visto sulla prima pagina: uccide la moglie e il figlio, e Mirko scrisse sul padre: per lui meglio morto che gay. A Lucca l'arrestato, mi sono liberato di loro, i vicini litigavano. Questa è la storia che viene in qualche modo raccontata dai vicini di casa. Gli scontri in casa erano frequenti, la mamma si schierava spesso con il ragazzo. La vicenda viene riassunta in pochissime, diciamo in 3 momenti dal Corriere: i colpi di fucile nel giardino di casa, il percorso di transizione, le liti continue e la paura. Questo è il riassunto che fa il Corriere proprio sulle pagine interne del giornale. Ancora, molestie alle studentesse, indagato un professore del liceo Tasso di Roma, disposto per il docente di filosofia il braccialetto elettronico, non potrà avvicinarsi all'istituto per 1 anno. Le accuse: l'insegnante avrebbe inviato messaggi con apprezzamenti, ma quanto sei carina. Questo scrive il Corriere delle pagine interne. Chiudiamo con un'ultima pagina, ancora altre prime pagine, chiedo scusa,
Abbiamo visto La Stampa e allora vediamo cosa scrive La Stampa sui fatti diciamo internazionali, soprattutto quello che sta avvenendo nel Regno Unito. Leggiamo: Starmer era un Luther King al contrario, adesso agli inglesi serve un trascinatore. Lo scrittore parla di quello che è il nuovo, diciamo, premier designato. Burnham riporti un po' di passione, molti votano Farage perché si sentono dimenticati. Queste sono le parole di Geoff Dyer. Da tempo le elezioni non sono un voto per qualcuno ma referendum su quanto sono arrabbiati i cittadini. Il nuovo governo deve affrontare le disuguaglianze economiche e sociali per disinnescare i politici identitari. Queste dunque sulle pagine interne della Stampa. Poi vi ricorderete certamente le vicende della flottiglia, e allora tornano a casa gli attivisti contro di noi, violenza psicologica. Dina Alberizzi e Domenico Centrone sequestrati in Libia per un mese, eravamo in cella di isolamento. Questo il loro racconto sulle pagine della Stampa. E sempre sulle pagine della Stampa c'è una ricerca che è stata pubblicata, è arrivata anche al Parlamento, sul fenomeno delle dipendenze, e in Italia la cocaina è la più pericolosa. Un minorenne su 4 fa uso di droghe, in aumento le nuove sostanze sintetiche. Questo è il quadro che viene fuori, ma vediamo qualche numero soprattutto. 350.000 sono gli under 18 che nel 2025, quindi nell'anno passato, hanno assunto delle sostanze. Dunque sale anche il ricorso agli oppiacei, allucinogeni, stimolanti e chetamina. Ecco cosa c'è dietro, secondo chiaramente gli esperti: consumo legato al disagio psichico. Sui social si tende a normalizzare. A parlare la direttrice del centro dipendenza: le difficoltà familiari sono fattori di rischio. E diciamo che in questo primo segmento di rassegna stampa ci fermiamo qui. Fra poco torneremo ancora insieme per leggere anche i quotidiani regionali. Torniamo insieme con la rassegna stampa. Prima di andare a leggere le prime pagine e poi gli approfondimenti regionali di oggi, leggiamo dalle pagine interne della Stampa la vendita di Villa Certosa. Eccolo qui, lo sceicco di Villa Certosa. La dinastia Altani del Qatar compra la residenza di Berlusconi in Sardegna. Dalle 7 piscine al finto vulcano, è l'ultimo simbolo dell'ex cavaliere. Acquistata negli anni '80, ospitò incontri al vertice, anche delle cene molto eleganti. Qui vedete una foto di Berlusconi con Vladimir Putin durante uno dei frequenti incontri in terra di Sardegna. Siamo nel 2003, l'allora presidente russo arrivò con una scorta di militari che misero in difficoltà il governo italiano. E poi il padrone di casa accolse anche il premier britannico Tony Blair con una bandana a pois, questo per ricordare alcuni, diciamo, episodi di quello che ha vissuto, quello che c'è stato in questa villa. Adesso invece andiamo a leggere i giornali regionali. Cominciamo con il giornale di Sicilia. Vedete il titolo di apertura: raid allo Zen, la sfida aperta allo Stato. Ce ne siamo occupati anche nei nostri telegiornali per tutta la giornata di ieri, lo abbiamo fatto anche già stamattina. Gli arresti non fermano le violenze, c'è stata una nuova intimidazione di notte al Barceri, bruciati i condizionatori. Questo è quello che scrive il giornale di Sicilia sulla prima pagina, e approfondisce poi ancora: la mossa del racket non si ferma, diventa una sfida aperta allo Stato, nuova intimidazione
intimidazione. Al bar Sceria, allo Zen a Palermo nella notte sono stati bruciati i condizionatori, i danni sono stati limitati all'esterno, grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco e agli agenti di polizia. Sono stati acquisiti comunque le immagini di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili. Poi nelle pagine interne potete trovare anche l'analisi: il mito mafioso affascina ragazzi, come prevenire, Don Francesco Romano e Don Cosimo Scordato, nelle pagine interne per chi volesse approfondire la notizia. Intanto vanno avanti anche le indagini, perché si va stringendo il cerchio sugli emergenti, vecchi boss in cella, ma qualcuno tira ancora i fili di estorsioni ed affari. Questo per quanto riguarda la vicenda Palermo e le violenze, gli atti di intimidazione. Poi invece ci sono anche altre notizie, come quella dell'ondata di caldo che non dà tregua. Fotonotizia, vedete, 5 morti, inviti alla prudenza, all'allarme dei prof, i ragazzi della maturità collassati in classe per il troppo caldo. Le nostre aule, le nostre strutture scolastiche non sono attrezzate per questo caldo, soprattutto insomma quando ci sono gli esami di maturità. Le regionali con il campo largo che è diviso fra primarie e tensioni, sempre per quanto riguarda la regione siciliana. E poi il sogno della rinascita della costa sud, pronti 200 milioni da Sant'Erasmo ad Acqua dei Corsari, 31 opere in 7 chilometri, la galla, molti lavori già partiti. Questa è la prima pagina del giornale di Sicilia. Adesso andiamo a leggere anche la Sicilia di Catania. Vedete, l'apertura è diciamo a carattere nazionale e internazionale, con le parole di Rutte, con un titolo particolare, Rutte libero. Poi ancora dalle basi italiane 500 aerei decollati per l'attacco all'Iran, e bufera sul segretario NATO, governo costretto a smentire. Ci sono poi altri riferimenti ai fondi europei: lo sport fa flop, avviso sbagliato, progetti fermi, fondi sullo sport all'esame della Commissione dell'Unione Europea, il presidente Sonseri, fermo un progetto su 3. La carenza idrica nell'Agrigentino, e Forza Italia si è spaccata, il accusa la società di sovrambito Sicilacque, Pellegrino e La Rocca e Ruvolo distanti sulla proprietà pubblica. Ancora, anche qui la leggiamo, Villa Certosa, sogno venduto per 350 milioni. Questa è la prima pagina della Sicilia. Vediamo anche, mentre ci siamo, la prima pagina della Gazzetta del Sud, e poi vedremo anche alcuni approfondimenti. L'apertura anche qui, carattere nazionale e internazionale, con Rutte che mette in imbarazzo il governo, 500 voli statunitensi dall'Italia verso l'Iran, precisazione di Crosetto, protesta dell'opposizione. Poi fotonotizia per l'incidente gravissimo di cui ci siamo occupati i nostri TG. Avevano assistito alle esibizioni di Joelier, la bimba è rimasta ferita, il concerto con la figlia, la tragedia, giovane di 29 anni muore sulla 18, la tragedia ieri notte, stava tornando da Messina, si è schiantato contro un pullman. E poi Spadafora, ricorderete la vicenda, l'inchiesta di cui ci siamo occupati nei TG, l'ex sindaca denunciò, Tania Venuto nel 2024 parlò di un clima elettorale teso, aprendo scenari dell'inchiesta, fissati a mercoledì gli interrogatori di Pistone e dei fratelli Bonaffini, che sono stati arrestati nell'ambito della stessa inchiesta. E poi per la politica regionale Nuccio Di Paola si candida alla guida della regione. Il leader dei 5 Stelle rompe gli indugi e chiede lo stop alle primarie. Questa è la situazione che viene raccontata sulla Gazzetta del Sud in prima pagina. Allora, cominciamo ad approfondire alcuni dei temi e partiamo dal quotidiano La Sicilia con la pagina di Catania, perché si parla di The Horse, dopo 20 anni c'è il regolamento, l'approvazione è giunta in consiglio, in centro storico sono consentiti soltanto gli ombrelloni. Questo è quello che
riporta la Sicilia Servizio Idrico, i sindaci votano per sciogliere il contratto con SIE, l'ATI ne discuterà il 30 giugno, ormai dati per persi 21 milioni di finanziamenti. Questa è la situazione, ce ne siamo occupati nel corso dei telegiornali, abbiamo sentito anche le voci delle persone per delle bollette piuttosto salate. E poi sempre per quanto riguarda Catania e la sua provincia, la rapina al panificio, abbiamo mostrato le immagini del telegiornale con validati 3 arresti, i ladri catanesi erano stati bloccati dai carabinieri dopo la fuga, una fuga cambolesca finita poi con uno schianto per i 3 malviventi che avevano assaltato un panificio a Caltagirone. La prima pagina dell'edizione di Messina del quotidiano La Sicilia, Pennelli a mare, chiedo scusa, giudicato l'appalto da 1,5 milioni di euro per difendere la costa. A Galati Marina verranno potenziati i pennelli e le barriere di massi realizzati tra il 2022 e il 2023, già danneggiate dalle mareggiate, per proteggere le abitazioni dall'erosione costiera e mettere in sicurezza la foce del torrente. E poi anche qui si torna su quanto avvenuto sulla 18 con la morte di un giovanissimo papà di 29 anni, Davide Toscano di Biancavilla, era stato al concerto di Joelier a Messina. È grave, la figlia rimasta ferita per lo schianto. E poi ancora tanta paura, ma il conducente è illeso, il mezzo della nettezza urbana si ribalta alla batteria Masotto. Fortunatamente non è successo nulla. Adesso la prima pagina anche dell'edizione di Palermo, spiagge dorate e porti turistici, il master plan per la costa sud, il programma del comune, l'opposizione una cozzaglia di idee, l'abbiamo letto anche in prima pagina. Zen, i picciotti non si fermano, un bar nel mirino, questo è quello che scrive questa mattina la Sicilia. E poi ancora vediamo di leggere sempre dalle pagine interne della Sicilia, i pizzini tra Burrafato e il boss Messina Denaro nei pozzi della campagna. I militari del ROS continuano a scavare per trovare le tracce delle comunicazioni tra il medico e la comare Rosalia. Questo è quello che è venuto fuori. Il ranch dei Messina Denaro è a fianco terreni di proprietà del medico Francesco Burrafato, incontrata Strasatto Paratore, però tra le due proprietà i confini erano solo quelli segnati sulle carte catastali, nella realtà non c'erano divisioni. Queste sono dunque le indagini degli investigatori che proseguono e vanno avanti. Chiudiamo con le pagine interne della Gazzetta del Sud e partiamo proprio dalla cronaca. Ne abbiamo visto un po' su tutti i quotidiani regionali, dalla gioia del concerto alla tragedia. Giovane di 29 anni muore sulla A18, era in auto con la figlia piccola, ferita ma non è in pericolo di vita, e stavano tornando a Biancavilla dopo l'esibizione di Joelier a Messina. Nella galleria Taormina si è schiantato contro un autobus in panne fermo sulla corsia. La vittima non è riuscita a evitare l'impatto frontale con il pullman carico di giovani che avevano appena assistito allo stesso concerto. E poi ricorderete certamente l'inchiesta sulla discarica di Timpazzo, retroscena inquietanti dopo i 5 arresti, affiorano altri retroscena sulla gestione della discarica dipinta dagli inquirenti come una vera e propria terra dei fuochi con rifiuti non trattati e roghi tossici. Questo è quello che scrive stamattina la Gazzetta del Sud. Prima di chiudere con la nostra rassegna stampa di oggi, l'ANAC, la Porti d'Italia SPA viola concorrenza e trasparenza. I rilievi espressi dal presidente dell'autorità anticorruzione Giuseppe Busia durante l'audizione a Montecitorio. Nel mirino la mancata chiarezza sui rapporti tra nuova SPA e le attuali autorità di sistema. C'è il forte timore anche in riva allo stretto sulle possibili conseguenze negative della riforma. Così scrive stamattina la Gazzetta.
Ancora una pagina prima di chiudere, parliamo di dissalatori. La Regione avalla l'espianto trapianto di Posidonia. Nel 2021 l'altolà del Ministero dell'Ambiente alla chirurgia sottomarina. Non è possibile escludere che gli interventi abbiano limitata efficacia e vadano a compromettere altre porzioni di prateria. Gli impianti contestati dalle comunità locali dovrebbero sorgere a Filicudi, Stromboli, Alicudi, tutto fermo a Panarea. Questa è dunque la situazione. Poi nella stessa pagina si parla di migranti, da strage di migranti, scarcerati altri 4 libici, revisione del processo, erano stati condannati a pene pesanti, la Corte d'Appello di Messina accoglie le istanze, sono state scarcerati 4 degli 8 libici che erano stati condannati per la strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 a circa 14 miglia dalle coste di Lampedusa su un barcone carico di migranti in cui morirono ben 49 persone. La Corte d'Appello di Messina ha accolto le istanze di revisione presentate dai loro legali e i processi di revisione avrà inizio il prossimo mese di ottobre. Ed è veramente tutto per oggi con la nostra rassegna stampa. Grazie per essere rimasti con noi, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.